La manifestazione degli studenti agrigentini contro la guerra, iniziata ieri mattina a Villa Bonfiglio e proseguita in serata in piazza Marconi alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè e rappresentanti di partito, tra cui Giovanni Palillo, presidente dei socialisti siciliani. È stato ribadito a gran voce che deve essere la diplomazia a prevalere, escludendo qualsiasi altro mezzo che servirebbe solo ad aggravare la situazione. Insomma, si vuole costringere Putin a cessare il fuoco, ma bisogna farlo senza improvvisazioni che potrebbero solo inasprire il conflitto. Allora, innanzitutto io da russa non la posso chiamare come la guerra tra la Russia e l'Italia, ma e nemmeno tra, soprattutto nemmeno tra il popolo russo e il popolo ucraino. Ehm, Perché comunque abbiamo in Russia quasi tutti, almeno tantissimi, hanno dei parenti o almeno degli amici stretti in Ucraina. Quindi quello che sta succedendo è una violenza assurda che non ha niente sotto. Io da una qualsiasi civile, la persona che vuole solo la pace, non posso mettermi qua a fare le analisi politiche, fare l'esperte, eccetera. Io voglio solo che, soprattutto ora che la mia famiglia è in Ucraina, stia bene perché ce l'ho anche lì e, e voglio tantissimo anche la pace e la vita normale per la mia famiglia in Russia. Onorevole Palillo, contro questa guerra assurda di Putin le città si stanno mobilitando, compresa Agrigento. Cosa c'è da dire? La diplomazia deve andare avanti. Oltre a questo, cosa si può fare? Ovviamente non la forza militare. Veramente mi aspettavo dalla città di Agrigento una maggiore presenza, anche perché erano interessate più di 20 associazioni. Agrigento è sempre un po' indietro rispetto alle altre città, penso a Milano, a Berlino, dove 600.000 berlinesi sono scesi in piazza. Sì, bisogna essere contro la guerra, ma dobbiamo distinguere tra gli invasori e coloro che sono stati invasi. Io capisco che Putin vuole difendere i russi che fanno parte della zona est dell'Ucraina, ma andare a bombardare le centrali nucleari, le centrali elettriche, le scuole, le case, persino le autoambulanze, tutto ciò dimostra che lui è un criminale. Allora, onorevole Sodano, questa guerra assurda di Putin è una guerra che si deve vincere però solo con la diplomazia. Questa è la mia opinione. Difatti ho votato contro la mozione di maggioranza del governo che ha scelto l'altro ieri di inviare i nostri armamenti in Ucraina, proprio perché possiamo arrivare ad un'escalation dalle conseguenze da cui non si torna più indietro. Quindi in questa fase è opportuno utilizzare tutta la diplomazia possibile per cercare di scegliere il conflitto in questa fase. Ovviamente Putin è da condannare, assolutamente, sta ponendo non solo il popolo ucraino ma anche quello russo in una difficoltà enorme, ci sono morti sul fronte ucraino e su quello russo. Le sanzioni su cui la Russia va incontro stanno distruggendo tutto il tessuto economico del continente russo. Lo stesso popolo russo è contrario alla politica bellica di Putin. Dall'altro lato, anche noi del Patto Atlantico dobbiamo un po' conoscere le nostre responsabilità e cercare di fermare questa voglia comunque di armarci, di riempire di basi militari tutto il territorio europeo, perché nel 2022 dovremmo capire che la politica vera da attuare è quella del disarmo, ma ancora non ne siamo consapevoli, non ne siamo capaci. Allora mi auguro che Mario Draghi e che Luigi Di Maio, ministro degli esteri, possano tornare indietro anche rispetto alle affermazioni che hanno fatto, perché devo dirvi la verità, li vedo molto orientati su chiudere le trattative il prima possibile e passare all'attacco. L'attacco non è assolutamente una strategia da portare avanti e noi siamo qui anche in questa piazza. Sarebbe assurdo come è assurda la guerra. Assolutamente sì. La violenza crea altra violenza. Gli studenti in piazza da questa mattina per protestare, più che protestare, per lanciare un messaggio contro questa guerra assurda.
Assolutamente sì, perché gli studenti condannano la guerra, una guerra che studiano troppo spesso sui libri e che non avrebbero mai pensato di rivedere sui giornali e nella vita reale. Sembra quasi lo scenario di un film e noi non stiamo dentro questa scenografia, però potremmo rientrarci. Abbiamo paura per il nostro futuro. Il nostro è un futuro che desideriamo senza guerre, senza problemi bellici che dividano i popoli. Dopo una pandemia mondiale di quasi 3 anni abbiamo voglia di socializzare, di stare col mondo in quanto cittadini del mondo. Ci troviamo qui, questa manifestazione organizzata dalla Consulta dei ragazzi, veramente una cosa ammirevole. Stamattina c'erano tantissimi ragazzi, tutti giovani, stasera un po' meno, ragazzi e anche adulti, che stanno aderendo a questa iniziativa, come anche tutte le altre città d'Italia, è contro la guerra e naturalmente anche qui bisogna lanciare un grido di aiuto che deve sicuramente attraversare le nostre frontiere. Non si può accettare che nel 2022 ancora si parli di guerra, si parla di una legge della giungla che è più grande, cerca di inglobare chi è più piccolo. Assolutamente no, non è accettabile. Siamo tutti uguali, siamo fratelli, bisogna avere più diplomazia, bisogna veramente fare la guerra con i compromessi, se si può dire, fare la guerra con le parole e cercare di trovare le soluzioni, non assolutamente lanciando bombe contro magari dei cittadini inermi e distruggendo anche quello che loro hanno costruito durante la loro vita. È assurdo, è veramente assurdo. Ricordiamo che Agrigento si sta preparando ad accogliere i profughi, ma dobbiamo limitarci a questo, non dobbiamo andare sicuramente ad altro. No, sicuramente noi dobbiamo soltanto limitare a raccogliere profughi. Io mi sono attivato con dei gestori di alberghi che mi hanno dato la massima disponibilità. C'è anche eventualmente di rimettere su qualche centro di accoglienza magari in disuso. Poi naturalmente stiamo cercando di organizzare anche una raccolta di viveri e anche di farmaci.